Senza una reale autonomia fiscale e finanziaria, tributaria, le regioni e i comuni non possono adempiere al loro ruolo. La Costituzione lo diceva, però non è mai stato applicato. Quindi approfondire queste cose, spingere perché invece di un neocentralismo imperante si ritorni a dare voce alle autonomie locali è importantissimo, e parlarne qui oggi è assolutamente anche di valore. Farlo con l'università, il rapporto con l'Università del Veneto è sempre stato buono, e approfondendo questi temi anche in vista di una prossima, mi auguro, non reale modifica della Costituzione, far capire bene alla gente e rendere consapevoli i cittadini di cosa può succedere penso sia assolutamente necessario. Questa è una legge regionale che il Consiglio regionale ha già votato ed è diventata una proposta di legge statale, quindi vale per tutte le regioni d'Italia. Per il Veneto significa avere in mano l'imposta sui redditi, quindi grande autonomia di entrata, che è l'unico modo per avere autonomia. Senza una fonte di entrata che la regione può controllare non esiste autonomia in senso assoluto. L'idea appunto della proposta di legge è esattamente questa: cercare di attuare l'articolo 119 della Costituzione, che prevede che succeda esattamente questo, cosa che oggi non c'è assolutamente, quindi siamo in deroga della Costituzione, e cercare di fare in modo di responsabilizzare le regioni nel momento in cui assumono l'entrata dell'IRPEF. Tra l'altro significa andare verso la trasparenza, perché si dice al cittadino: io ti do la sanità, tu in cambio mi dai l'imposta sul reddito. Quindi si fa capire al cittadino perché paga questa imposta e cosa ha in cambio. Ci troviamo di fronte, oggi come ieri, ai medesimi problemi. Non trasparenza del prelievo, non possibilità di controllo da parte del cittadino sulla fiscalità che lo riguarda, naturalmente non applicazione del principio di responsabilità. Questi sono i capisaldi di un ordinamento che sia anche mediocremente democratico, e noi ci accorgiamo giorno dopo giorno che la disaffezione del cittadino aumenta. E perché aumenta? Aumenta perché non capisce, perché si trova di fronte costantemente alla opacità. Questo argomento, che è stato posto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, al di là di qualsiasi e di tutte le osservazioni di merito, le dubbi e le perplessità, ha però un merito, quello di gettare un sasso in piccionaia. È ora che discutiamo di queste cose, che poi si ricollegano idealmente a un celebre scritto di Luigi Vittorio Berliri degli anni 1945-46, se non ricordo male, che era dedicato alla giusta imposta, perché intendiamoci, il tema di fondo è proprio questo. Il Consiglio propone di dare 100% dell'IRPEF alle regioni, e credo che insomma, non avrà molte chance di passare il 100%. Ma la mia proposta è quella di sostituire quantomeno la compartecipazione all'IVA e l'IRAP e l'addizionale IRPEF, dando all'incirca il 50% dell'attuale gettito dell'IRPEF alle regioni, e su questo 50% le regioni potrebbero variare le aliquote, le detrazioni, eventualmente anche le deduzioni, entro certi limiti, così come fanno in Spagna, dove appunto il 50% dell'IRPEF spagnola è assegnato alle comunità autonome, che sono le regioni spagnole. Oggi è una giornata importante perché la nostra università ospita una interlocuzione tra il Consiglio regionale e l'università stessa su un tema cruciale, che è quello della discussione degli interventi legislativi in termini di fiscalità. Un tema che tocca il reperimento delle risorse, la responsabilità nell'utilizzazione delle risorse e l'autonomia, temi cruciali per lo sviluppo della nostra regione e in generale del Paese.